Si comincia così, con lo stemma, con lo scudetto però nostro, con il fluido. Allora, stiamo aspettando il van per partire. Non mi devo muovere, sennò vi viene il mal di mare come al solito. Copertina un po' provocatoria, perché mettere tutti insieme, mettere Salah, mettere Zirkzee, mettere Singo, però ve la spiego. Il titolo è chiaro, mercato sbloccato, perché la notizia di oggi è che insomma sono intervenuti su quello che era il sistema, il costo del lavoro e tutte le cose, e quindi si può fare affidamento sulle riserve che una squadra ha, che il Napoli ha. E devo dire il Napoli perché sembrava a tutti gli effetti una norma ad hoc per bloccarci il mercato a gennaio, perché poi alla fine noi e il Pisa eravamo stati bloccati, e il Pisa aveva aggiunto della liquidità, il Napoli no, e quindi siamo stati costretti a muoverci nei meandri di queste limitazioni. La cosa che mi fa ridere, e potete lasciare un like su questa cosa, è che vado a leggere i commenti a questa notizia del mercato sbloccato. L'hanno fatto apposta per De Laurentiis, ma veramente, ma è il contrario, cioè apposta l'hanno fatto per bloccarci durante una stagione, ma veramente è incredibile. E questa mi porta a una riflessione poi generale sullo scoramento e su persone che si stanno allontanando dal calcio. Fate attenzione, chiedo al sistema calcio di fare attenzione, perché tifosi anche di lunga data che vanno pazzi per il Napoli, e non parlo solo del Napoli, tifosi in generale. Voglio vedere che risposta ci sarà per l'Italia, voglio vedere che si stanno un po' scocciando tutti. Lo posso vedere in piccolo io nella mia realtà del canale, che i numeri sono un po' calati, e non è colpa del Napoli. Io ovviamente dipendo sempre da quello che fa il Napoli, però il Napoli se la sta giocando punto a punto per arrivare in un secondo posto, per entrare nella Champions, il sogno di provare a rincorrere ancora l'Inter. Quindi non è che è una stagione finita, che tu molli e non ascolti più. C'è da fare. Però ho ricevuto un messaggio da un amico molto caro che dice: abbiate pazienza, ma io mollo perché mi sta un po' annoiando il tutto, non mi diverto più e non seguo più. Ed è simbolico, e lo capisco, e molti sentono questa cosa. Se non cambia il darci addosso l'uno con l'altro, i tifosi che pensano solamente al loro tornaconto personale della propria squadra, invece di sottolineare le storture che capitano su tutti i campi, e prima o poi capita anche a te. Quindi se tu aspetti solamente quello che succede alla tua squadra e poi rivendichi solo per la tua squadra, non è bene. Invece bisognerebbe sottolinearlo anche per le piccole squadre. Vedi, ieri io per esempio mi soffermo su quello che succede con Kabasele, col Genoa, perché bisogna farlo. Quindi questa è la prima riflessione che mettiamo da parte. L'altra è quella del mercato. Io metto Salah perché Salah va in scadenza, e voi lo sapete, io sono sempre stato più realista del re per quanto riguarda le possibilità del mercato del Napoli. Guardo gli ingaggi, guardo il fatto anche che il Napoli deve assolutamente svecchiare. Però onestamente ci aspettavamo Kevin De Bruyne da noi. Io non me l'aspettavo e pensavo ci stessero prendendo in giro, invece il Napoli ci prova e lo fa. Quindi non mi sento più di escludere proprio nulla. È chiaro, se si muove Salah si muovono tante altre squadre, però anche per De Bruyne si potevano muovere anche tante altre squadre, quindi quello lo mettiamo da parte come suggestione di mercato. È bello vederlo con la maglia, mi sono divertito a fare la copertina sul cellulare e basta. Anche se gli amici sul gruppo Telegram dicevano: ma tu sei sicuro, ma che stai dicendo? Ma quando mai? Io la copertina l'avevo fatta già, quindi. E in copertina ci ho messo anche Zirkzee perché è un mio pallino da sempre, da prima del Bologna, e poi col Bologna è esploso e l'avrei voluto veramente come prima che poi arrivasse Højlund. Prima era proprio l'ideale secondo me, anche tecnicamente, e adesso si è parlato anche, ne ha parlato Sky, quindi non me lo sono inventato io, e quindi lo metto in copertina come una possibilità nel caso in cui il Napoli decidesse, che ne so, Lukaku non ti convince più, riesci a piazzarlo,
col Manchester United noi non abbiamo potuto mettere le mani su Mainoo, però che ne sai, mi piacerebbe l'idea, non poco, che si possano alternare anche Højlund e Zirkzee, o anche insieme, mamma mia, insieme. Tecnica, finalizzazione, gli assist che possono fare, uno che viene incontro e gioca con la squadra, l'altro che può a questo punto non fare sempre la lotta ma può andare in profondità, mamma mia, sogno ad occhi aperti. E poi ci metto quello che è un altro dei miei pupilli, che però è fattibile, perché Singo gioca nel Galatasaray, si può fare. Il Galatasaray mi lega anche al discorso di Lang, che ha rilasciato delle dichiarazioni e si possono commentare. Singo rappresenta quello che te lo devi prendere adesso, quando poi ti rendi conto che Di Lorenzo la sua età comunque ce l'ha. E io, uno che fa anche il braccetto, che può andare su quella fascia, io l'ho sempre individuato come un giocatore importante. E non è neanche centrale nel Galatasaray, quindi potrebbe essere tranquillamente corteggiabile. Poi ci sono una serie di altri nomi che è inutile fare adesso, perché devi renderti conto di quelle che saranno le possibilità al di là dello sblocco, che il Napoli deve fare i conti, non è che possiamo sperperare tutto. Però il tema è che è il centenario, e quindi non si può nel centenario fare finta di niente e decidere che facciamo una cosa sparagnina. No, perché questo è deve essere il terzo anno di Conte. Noi l'abbiamo vinto il primo anno, ma non era previsto, non era assolutamente previsto. E questo è il nostro Ven? No, non è il nostro Ven, per fortuna, perché sennò sento che è un po' pericolante. Quindi ci sono vari nomi e ci sono anche dei giovani che probabilmente possono essere valorizzati. Possiamo riprenderci Asa, che sta facendo molto bene, possiamo riprenderci magari Rao, possiamo puntare più seriamente su Vergara, e quindi bene il fatto che non ci sia il pericolo che senza poi un fatturato più alto non ti puoi muovere sul mercato anche quando c'hai i soldi, era la cosa principale che mi metteva un po' di preoccupazione e che adesso mi fa stare un po' più tranquillo, mi fa affrontare l'estate, perché immaginate passare un'estate come quella che l'ha passata la Lazio, sarebbe stato insostenibile. La Lazio dopo quella ha vissuto e sta vivendo una stagione veramente triste, deprimente, senza prospettive. Ecco, noi la prospettiva la dobbiamo sempre avere. Stavo dicendo, il primo anno lo vince, ma il progetto era sui 3 anni. Fai conto che tu nel primo anno da 10° passi a 5°, 4°, ti fai l'esperienza di Champions, il secondo anno comunque non molli, stai lì, te la giochi con le prime 3, e il terzo anno, che è l'anno del centenario, vai all'attacco, vai ad azzannare quello che può essere uno scudetto storico. E mica male. E dicevo del Galatasaray, dicevo di Lang, perché qualcuno mi sta girando le dichiarazioni di Lang. Secondo me Lang non ha detto niente di straordinario, e si lega al discorso di quelli che poi torneranno, che si deve fare mercato, ma si deve anche sistemare quelli che sono i rumori. Si devono sistemare quelli che torneranno, Lucca, Lang, Lindström, non lo so, dobbiamo sederci a tavolino e capire. E Lang non dice niente di che, non mi sono sembrate dichiarazioni anti-Napoli né anti-Conte, perché ha detto no, con Conte io comunque ho lavorato bene, sì, si vede poco la palla, però io ero abituato così, che si fa poca preparazione e tanto pallone, e invece in Italia devi fare tanta preparazione, non solo con Conte, in generale. Il campionato è più tattico, sì, purtroppo è così. Poi ha aggiunto anche che Galatasaray è peggio di Napoli, con i tifosi che ti accerchiano e dicono la città è più grande, io pure con i tifosi del Fenerbahce me la devo vedere. E quindi non mi sembra niente di che, non mi sembra irrispettoso nei confronti del Napoli né nei confronti di Conte, e vediamo, perché poi, come lui stesso dice, la scintilla magari non è scattata, e ci può stare, perché quante sono le storie di giocatori anche forti che magari in un ambiente funzionano e in un altro no, quindi senza proprio problemi noi facciamo il nostro percorso. Conta lo stemma,
la maglia va riempita di giocatori che lo vogliono fare, e se questi giocatori sono degli idoli, come lo è Scott, come lo è Kevin, giocatori importanti, giocatori di personalità, è ancora meglio. Si parla di Lobotka, si parla dei vari rinnovi che si devono fare, con calma ci arriveremo. Domani vediamo cosa fa l'Italia, vediamo cosa fa Gattuso, perché ho visto una cosa, ma non ne parlo, ho visto, mi hanno mandato ieri in privato un clip di uno di cui non parlo, che parte sempre con un livore nei confronti di Gattuso ingiustificato, per quanto mi riguarda, a meno che non sia successo qualcosa proprio di personale, cioè tra lui e il mister, o addirittura qualcosa con le famiglie, perché se no non si spiega il portare avanti anche delle bugie vere e proprie nei confronti di Gattuso. Poi deve intervenire un altro giornalista, le bugie vengono contestate, si insiste invece con la bugia, che poi non è vero, che è stato sempre esonerato, e bisogna essere precisi quando poi si fanno delle accuse, degli attacchi. Però l'interlocutore dice: vabbè, se questi sono i presupposti vi saluto, e non c'è bisogno nemmeno di parlare. Di conseguenza non ne parlo neanche io e aspetto al varco. E Gattuso è vero che non ha avuto una grande carriera da allenatore, però se ci vai a riflettere, secondo me la sua migliore stagione l'ha fatta al Napoli. Questo non lo rende il miglior allenatore del mondo, ma è un allenatore onesto, che ha provato, che ci ha rifatto, ci ha risalvato, come si dice? Ci ha rimesso in piedi in una stagione dove stavamo crollando dappertutto, proprio giù in fondo, con Ancelotti, ve la ricordate ovviamente. E poi piano piano si è messo a lavorare e aveva raggiunto il quarto posto, se non fosse per quello che poi è successo prima di Napoli-Verona su altri campi. Ma va bene così. Sogniamo, non molliamo. Secondo me possiamo continuare a sognare, al di là del mercato, ma di un Napoli competitivo, che deve crescere a livello internazionale in Europa, ma che in Italia può sempre dire la sua. E quindi non mollate. Da New York, penso che sto a New York, sì, questa è Long Island, poi ci spostiamo. Seguitemi, qualcosa la posterò. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Sì, cazzo, non so dire, non lo so se si vede.